Eccoci arrivati a Villa Margon, siamo a Ravina in provincia di Trento, il quartier generale della cantina Ferrari, passata di mano negli ultimi anni alla famiglia Lunelli, e questo è forse l'ultimo acquisto, diciamo, importante dei Lunelli, è la Villa Margon, villa completamente affrescata. Sembra che piaccia molto al critico d'arte Sgarbi. Questi signori ci stanno attendendo e molto probabilmente ci faranno da guida, ci faranno anche da compagnia all'interno della Villa Margon. Buongiorno, buongiorno, siamo con la guida. Salve. Lei si occupa quindi della Villa Margon, quindi ci illustrerà la Villa Margon. Bene, Esatto. anche a tutti coloro che ci stanno guardando su YouTube. Bene, buongiorno, lei si chiama? Lucia. Lucia al secolo? Corrà. Corrà? Sì. Corrà. 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 Corrà, accento sulla A. Esatto. E quindi lei è del posto, e qui Sì. No, beh, non proprio di Ravenna, comunque del Trentino. Ecco, bene, Sì. bene, bene. Se Quindi volete... da dove iniziamo la Beh, iniziamo visita? parlando un po'. Beh, la Villa Margona è stata costruita tra il 1540 e il 1550, qui in località Margon, dove già preesisteva l'edificio di fronte alla villa, che è una vecchia casa merlata già del 1300, e insieme alla villa, che è stata costruita appunto nel 1500, venne costruita anche una piccola chiesetta, una cappella di famiglia, che però nel 1800 è stata completamente rifatta in stile neogotico dalla famiglia Salvadori, che ha anche costruito, come dicevo prima, a sua moglie, il palazzo annesso alla villa, perché la villa era utilizzata solo e esclusivamente in estate. Quindi la famiglia Salvadori si sono trasferiti qui, non potendo utilizzare la villa, anche perché insomma nel 1800 si aveva l'acqua in casa e nella villa non c'è, hanno costruito il palazzo annesso, dove si sono trasferiti a vivere e attualmente vive ancora la famiglia. Che è di nazionalità? Italiana, Salvadori. No, questo signore che abita Sì. su Pestite, Sì, è sì. italiano. Esatto, sì. La villa allora è completamente affrescata all'esterno e anche all'interno. Il piano terra è composto da 5 stanze, una stanza principale che è stata dedicata a Carlo V, che era l'imperatore del Sacro Romano Impero, è famoso perché fu considerato il principe cattolico per eccellenza, perché difese il cattolicesimo contro i protestanti e anche contro i turchi di Solimano I. All'esterno, come potete vedere, la porta d'entrata è protetta da due anzichenecchi, che erano i soldati mercenari di allora, che all'epoca erano appunto a servizio di Carlo V. In alto, sopra la porta, ci sono tre stemmi, che sono gli stemmi di Cristoforo Madruzzo. A destra abbiamo lo stemma di Cristoforo Madruzzo della famiglia, in centro Cristoforo Madruzzo cardinale, a sinistra vescovo. La differenza si capisce dal cappello posto sopra allo stemma, vedete? Quello bianco del vescovo e quello basso rosso cardinalizio. Esattamente sopra lo stemma cardinalizio ci sono i due stemmi della famiglia che hanno fatto costruire la villa, la famiglia Basso e della consorte. Era una famiglia di origine veneta che si era trasferita a Trento già intorno al 1540 e che faceva parte dell'entourage di Cristoforo Madruzzo. E ecco perché noi troviamo gli stemmi di Madruzzo sulla villa. La famiglia che ha voluto la costruzione della villa per avere appunto una residenza dove poter stare l'estate in tranquillità è veneta come loro, quindi si sono portati diciamo un po' di casa qui in Trentino, e lo stile della villa è quello tipico delle stile veronesi del primo del 1500, con un portico dove sopra vediamo la loggia. Stile anche che ci conferma, viene dato ad esempio dalle colonne, che sono queste colonne toscaniche. Adesso vi faccio entrare così potete ammirare gli affreschi. Prego. Grazie. Una veneziana? Sì, esatto, sì, la veneziana. Allora, la villa, come potete vedere, il salone principale è affrescato con 12 scene e tutte le 12 scene il protagonista è Carlo V. Lì ad esempio lo vediamo seduto su un trono e è esattamente accovacciato su un'aquila. E l'aquila era l'animale di Giove, quindi il dio degli dei, padre degli dei,
questo simboleggia quella che è l'importanza e la forza di Carlo V. Se osservate bene, dall'aquila dipartono delle corde che tengono legati i personaggi che stanno alla destra e alla sinistra di Carlo V. Allora, per noi che guardiamo alla destra vediamo i principi sassoni che furono in lotta contro Carlo V, ma furono da lui sconfitti, e a sinistra invece c'è Francesco I, re di Francia, e Clemente VII, la figura centrale, che anche furono sconfitti da Carlo V in battaglia. Vi è anche Solimano I, che però non è legato dalla corda, è diciamo vicino ai vinti, e non è legato dalla corda perché in realtà lui non fu completamente sconfitto, ci fu diciamo fra loro un armistizio, quindi può essere considerato fra i vinti ma non completamente. Poi si prosegue vedendo altre importanti scene, ad esempio questa, la scena che rappresenta la battaglia di Pavia del 1525, dove Carlo V sconfisse Francesco I, e invece queste due scene le vediamo il sacco di Roma del 1527. Quello che di solito molti riconoscono Castel Sant'Angelo. Interessante anche in particolare l'esempio Castel Sant'Angelo, vedete il sangue che fuoriesce dalle finestre, quindi in un modo diciamo non così scioccante dà l'idea di come fosse ferrata la battaglia e di quante vittime ci furono, senza però porre alla vista dell'ospite scene cruenti di morte. E chi è il... Allora, della villa non ci sono testimonianze storiche, per cui non sappiamo né il nome dell'architetto, non sappiamo i nomi, si presume fosse più di uno, dei nomi dei pittori. Dallo stile e dai colori si ritiene che fosse un gruppo di fiamminghi che in quel periodo giravano per l'Europa in cerca appunto di lavoro e di guadagni. Bisogna pensare che quell'epoca Trento era centro del concilio di Trento, quindi era diciamo un punto di interesse per artisti vari perché comunque era molto, qui trovavano sicuramente qualcuno che poteva ingaggiarli. Ricorre lo stemma sempre delle due Esatto, famiglie, sì, della famiglia Basso e della consorte, sono nelle riportati lato su tutte le travi, sì. O anche di noto può essere, a chi piace più o meno, il lampadario di Murano del 1800. E le stanze laterali sono... Sono anche affrescate, c'è più una, accompagno adesso nella stanza queste hanno, diciamo, gli affreschi sono più intuibili e comunque più rilassanti, no? Perché di là comunque bisogna rappresentare la forza e l'importanza di Carlo V, quindi sono i personaggi, sono al centro dell'affresco e sono poderosi. Quindi questa dedizione a Carlo V deriva da... Allora, prima il fatto perché siamo a Trento, quindi il Cristoforo Madruzzo conosceva Carlo V, Carlo V era stato a Trento e la gente narra che abbia dormito qui nella stanza in cui vedrete, per cui era un personaggio prima davvero della importante. costruzione. Quindi la dedizione è stata dedicata Allora, Carlo V era importante, cioè davvero un personaggio importante dell'epoca. No, d'accordo, perché... però il costruttore della villa Sì. che ha fatto la commessa, mi pare, Sì. questa famiglia Madrusso, Sì. ha dedicato una sala a Carlo Sì. V e ha deciso di affrescarlo, ovviamente dopo la costruzione, se no Sì, come certo. faceva... Sì, Sì, certo. insomma, Certo, anzi perché... si ritiene che fosse anche postumo alla morte. Di Comunque Carlo V, sì, ok, Carlo V è morto ok. nel 1558, quindi proprio diciamo, in ricordo e come un... Del soggiorno qui e del sì, suo valore e comunque come sovrano. dell'importanza, esatto. Ok. Queste quindi questa qui era, questi Qui qui sono abbiamo tutti l'Antico salotti. Testamento. Sì, sono salotti Sì. di soggiorno. Sì, questi mobili si vede sono più recenti, certo. sono del 1700-1800 questi. Particolari di questa stanza sono i due specchi di Murano che furono regalati dal barone Salvadori alla moglie, che era una Marcello, quindi di origine veneziana, per la nascita del terzogenito, e si vede sopra nel settembre del 1899. Se ponete un po' di attenzione si possono vedere i due stemmi piccoli della famiglia Salvadori, che hanno stato ritratta, e a fianco della famiglia Marcello, dove si vede il cappello dogale posto sopra, che sta a significare che nella famiglia c'è stato almeno un doge. Ah, Sì, che è una famiglia molto importante. ah.
Di qui passiamo nella seconda stanza, che questo invece è il tema degli affreschi, sono il Nuovo Testamento. Interessante quello che poi ha fatto comunque supporre che gli autori fossero dei fiamminghi è proprio il colore, vedete l'azzurro, questi paesaggi nordici e anche la prospettiva data come diciamo viene definita a volo d'uccello, dove io non ho un punto di fuga dove l'occhio converge, ma ho delle linee orizzontali che mi delimitano l'orizzonte, quindi come se io volassi sopra il paesaggio, quindi dal basso arrivo fino in fondo, fino all'orizzonte. E questa era una camera da letto? Sì, sì, la camera degli ospiti, quello è il letto in cui diciamo si dice che vi abbia dormito Carlo V. Quindi quello lì è del 1500? Esatto, sì, È un sì. letto del 1500. Anche con E anche i mobili sedie. sono del Sì, 1500. in questa stanza c'è un mobilio più antico che è rimasto nella villa. Questa tappezzeria Sì. che è così particolare, Sì. sempre da casa? Ah, sì, proprio i fiori, i tulipani che sono diciamo ricamati su questa stoffa hanno fatto pensare che fosse la stoffa originale per il tipo di fiori come sono posti e fatti. E poi di notte nella stanza c'è una copia di Amore Psiche del Canova. Posta successivamente? Sì, questa è stata acquistata da un Leone Solari, sì. Interessante può essere questa cassettiera perché i fregi che voi vedete all'interno sono fatti con la pietra paesina, non so se la conoscete, No. è una pietra toscana che quando viene tagliata al suo interno ha questi paesaggi, la trama crea questi paesaggi, sono delle guglie viste da lontano. Ma veramente? Non sapevo neanche che esisteva, la pietra paesina. E quel mobile là, anche quello è Sì. d'epoca? Sì, assolutamente. Cosa sono? Questa Questa con una una cassettiera cassettiera e questa? con d'ambra, anche una cassettiera, un concomò, un piccolo, grande scrigno. È stato posto qui sopra per porlo in evidenza? Sì. Di regola sì, non stava sì, sopra il tavolo. sì. Questo è un orologio sempre cinquecentesco. La data non lo so, no, credo sia postumo. Non lo so, sinceramente. E poi da questa passiamo nell'ultima stanza affrescata, che è la stanza da pranzo. Qui è, alla sua destra. No, questa, alla sua destra, sì. Sì. Ecco, qui particolare, ecco, vedete subito le pareti rivestite in legno. Questo perché crea quindi un ambiente più familiare e anche più caldo. Ma questo pavimento, che è sempre diverso da tutti Sì. gli altri, è postumo questo? Sì. Non glielo so dire se sia postumo questo, non so. Credo che comunque non è stato sostituito, nel senso che qui non c'è il pavimento veneziano che può essere stato sostituito. Sicuramente c'era un pavimento diverso, probabilmente in legno, proprio perché seguendo un po' lo stile anche austriaco, la sala da pranzo viene fatta tutta in legno per avere un ambiente più caldo e più accogliente. Ecco, come dicevo, qui gli affreschi, il tema principale, esatto, i 12 mesi dell'anno. Quindi si parte da gennaio, dove si vede le attività è esclusivamente all'interno della casa, con gli uomini che giocano le carte, parlano fra loro, le donne invece in cucina. Febbraio, dove seppur essendo presente ancora la neve riprende un po' l'attività all'esterno, e cosa un po' particolare, con questi affreschi c'è la neve, che è abbastanza raro trovare degli affreschi in cui si vede la neve. Ah sì? Sì. Poi marzo, dove riprende il lavoro in campagna e quindi c'è la legatura delle vigne. Poi aprile, dolce dormire. Quindi vedete, proprio la coltivazione della vite Sì. qua è antica, Sì. Sì. Anzi, erano già nel 1500 era molto importante in Trentino. Poi maggio con la caccia. Giugno, vedete, c'è la raccolta del grano. Perché anche qua c'era la coltivazione del grano. Non più, non più. Adesso diciamo che la cultura si è persa anche perché non sarebbe così florida. Quindi giugno, luglio, la battitura e si può vedere la villa nell'angolo in alto Sì, ho a destra, visto. che viene rappresentata. Agosto con la preparazione delle botti per la vendemmia successiva che è di settembre.
ottobre la ratura e la semina, dove c'è anche il particolare della donna con la veste alzata, il coniglietto, il bambino, in segno Sì. di fertilità. Ok. Poi abbiamo invece novembre il taglio della legna e dicembre una rappresentazione della città ideale. Ah. Di questa stanza nota particolare è da leggere sul mese di agosto, se voi riuscite a vedere in basso c'è una scritta lasciata da Giuseppe Basso in cui dice che nel AD 13 di questo, quindi agosto, di 1566 è nato figlio Vissarieseppo con nome Lorenzo. È nato figlio? Un figlio, allora si chiama Messer Iseppo, no? Ah, perché si Quindi chiamava noi Iseppo. poi tradotto in italiano corrente era Giuseppe Basso. Ah, di nome Lorenzo. Era felice. Sì, era Visibilmente felice. e ha reso felici noi perché ci ha lasciato una testimonianza storica di grande importanza, perché quindi sappiamo che nel 1566 la villa era completamente costruita e si ritiene anche affrescata del sì. tutto, o comunque insomma ormai terminata. Dalla sala da pranzo passiamo all'ultima stanza, quella che noi chiamiamo la sala del biliardo. Questa non è affrescata, però contiene molti ritratti di personaggi importanti dell'epoca e si ritiene qualcuno abbia vissuto qui o comunque ospiti della villa che hanno lasciato un loro ritratto in ricordo. E accedere al piano superiore c'è uno scalone Allora, adesso si principale. accede dall'esterno. Ah, è nata così la villa? No, in realtà, se voi non avete osservato questo qui, nel mese di luglio, vedete che la villa ha il portico soltanto sulla parte davanti? Mhm. Allora, qui si ritiene che ci fossero delle scale esterne che poi sono state chiuse dentro e comunque ci fosse una scaletta posta qui in questa stanza. Infatti, se guardate il soffitto, vedete sì. che è stato come rattoppato, è stato Sì, chiuso. sì, c'è una campata Esatto, quindi, aggiunta. esatto, si ritiene che qui ci fossero le scale che portassero sopra. Scalette E auguste. comunque, sì, anche perché le scale interne c'erano comunque le scale esterne. Ok. E poi probabilmente per comodità, già ancora nel 1500 è stato aggiunto il pezzo di portico con loggia laterale anche sul lato nord della villa. Comunque la villa è nata con i 2 piani. Sì. Non perché, ok. Sì, sì, sì. E nel piano di sopra c'erano gli alloggi, Le stanze da sì, letto sì. degli abitanti. Diciamo la parte privata della villa, no? Perché Mentre la questa- servitù alloggiava, La servitù, dove adesso c'è Palazzo Salvadori, c'era una costruzione a piano terra, che non è quel finire che si vede lì nel... probabilmente veniva utilizzato anche quello, di sicuro c'era perché c'è un dipinto del 1600, non mi ricordo più esattamente, che fa vedere l'immagine della villa con questo edificio a piano terra attaccato. E sentiamo dove ci fossero le cucine e comunque dove si sedeva, esatto, sì. Sì, se vi interessa, beh, Cristoforo Maduzzo. L'ultimo, abbiamo un ritratto del principe vescovo di allora. La muratura è da 50 centimetri almeno. Sì, sì.